Si scaldano i motori a Jesolo per la prima edizione dell'Adriatic Championship Race, un vero e proprio rally in riva al mare ideato da un gruppo di appassionati con il coinvolgimento diretto del pluricampione italiano Giandomenico Basso. 16 le vetture al via per la sfida tra auto moderne e 8 per le storiche, in una gara tipica sperimentale in inseguimento che metterà di fronte alcuni dei migliori piloti italiani di rally. Credo che per gli appassionati sia una cosa molto bella. Domani ci sarà la finalissima a Tiglio Bettega Tribute, quindi sarà una giornata di piena adrenalina dove i migliori piloti si sfideranno in una testa a testa. Questa è una prima edizione, una gara tipica sperimentale, quindi siamo qui per far bene, però l'obiettivo è quello di riproporla il prossimo anno ancora migliore. È un evento totalmente nuovo per la città di Jesolo, patrocinato dalla precedente amministrazione. Noi abbiamo proseguito in questo percorso credendo nella possibilità di provare ad introdurre degli eventi nuovi, quindi il Rally a Jesolo inizia oggi il suo percorso. Riteniamo sia una buona possibilità, anzi un'ottima possibilità di ritorno d'immagine per la città di Jesolo e quindi godiamoci questi 2 giorni sui motori, contando che questo sia uno degli eventi che servono per organizzare degli eventi fuori dalla stagione e quindi proseguire quell'allungamento che la città persegue da tanto tempo in un periodo in cui tra l'altro i disagi sono realmente contenuti per la città. Una prova di circuito l'ha fatta anche lei, sindaco, com'è stato? Ma mi hanno catapultato all'interno di una macchina, quindi quello che posso dire è wow, è la prima volta che montavo in una macchina da rally. Emozione bellissima e quindi penso che la stessa emozione, magari un po' minore, è quella che vivono le tante persone, i tanti spettatori che sono qui oggi. Testimone d'eccezione poi Jimmy Ghione, che impressione da questa prima edizione? Grazie veramente di cuore a tutti coloro che sono venuti e che verranno anche domani. È un'esperienza bellissima, portate anche i vostri bambini perché c'è tanto da imparare. E poi parliamo un attimo di guida sicura, se volete andare forte in macchina cimentatevi nelle piste, nei cartodromi, ma non fate i cretini per strada. Quando io e Basso andiamo per strada rispettiamo i limiti di velocità e se volete far vedere alle vostre fidanzate che siete bravi fatelo in pista, per strada, cintura allacciata, in moto il casco sempre ben allacciato. Questo è il messaggio che noi vogliamo dare sempre.